Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di olio extravergine di oliva Veneto DOP e proprio per questo siamo in collegamento con il presidente del consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto DOC, il presidente Daniele Salvagno. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Grazie per aver accettato questo nostro invito. Noi stiamo facendo questa carrellata su tutti i prodotti DOP e IGP del Veneto e quest'oggi appunto parleremo dell'olio extravergine di oliva Veneto DOP. Ci può spiegare perché Veneto DOP? Ci sono sottoaree? In cosa consiste questa differenziazione? Allora, innanzitutto l'olivo, come sapete, viene in aree molto collinari e quindi come tali il Veneto si caratterizza per essere con numerose aree collinari e quindi dovevamo dare una specificità per ogni singolo territorio. Quindi quando c'è stata nel 2001 la scelta di dare questa denominazione, abbiamo pensato tutti insieme produttori di abbracciare tutto quello che era il Veneto, perché dai Colli Ugani, Berici, del Grappa, piuttosto che la Valpolicella, dell'Amarone, erano tutte aree geografiche che si adattavano perfettamente a questa cultura dell'olio d'oliva e quindi abbiamo pensato di abbracciare tutto il Veneto a livello regionale. Poi naturalmente abbiamo dato queste piccole sfaccettature di caratteristiche per ogni singola area geografica. Bene, senta Presidente, prima di entrare un po' meglio nei dettagli di questa importantissima produzione, andiamoci a vedere questa scheda tecnica. L'olio extravergine di oliva Veneto DOP è ottenuto dai frutti di ben 13 varietà di olivo. La zona di produzione e trasformazione di questo straordinario prodotto interessa numerosi comuni delle province di Verona, Vicenza, Treviso e Padova, nella regione Veneto. Da qui la distinzione in olio Veneto Valpolicella, olio Veneto Eugani e Berici e olio Veneto del Grappa. L'origine della coltivazione dell'olivo in questo territorio risale probabilmente alla conquista romana. Tuttavia, fonti storiche più certe sono disponibili solamente a partire dal IX secolo d.C., periodo dopo il quale è iniziata l'espansione della cultura dal veronese ai territori circostanti. Le epoche successive hanno registrato fasi di crescita e di crisi della produzione, fino alla definitiva ripresa avvenuta grazie al rilancio dell'attività oleicola seguita al primo dopoguerra. Come previsto dal disciplinare, la raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno e la produzione massima di olive negli oliveti intensivi non può superare le 7 tonnellate per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%. L'olio extravergine di oliva Veneto DOP presenta un colore giallo dorato con riflessi verdi negli oli freschi. L'odore è sempre fruttato, come pure il sapore, ed è caratterizzato da un'ampia gamma di proprietà organolettiche che lo rendono particolarmente apprezzato per il consumo a crudo. Si sposa bene anche con ortaggi, bolliti e grigliati di pesce. Bene Presidente, abbiamo visto questa scheda che ci ha spiegato un pochettino cos'è questo importante prodotto. Dopo la disastrosa stagione del 2019, quella del 2020 però è stata una buona annata, mi sembra di capire. Può dirci qualcosa al riguardo? Vorrei dire che è stata un'annata del secolo insieme con quella del 2018. Sono state delle annate veramente copiose, importanti, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. C'è stata proprio la rinascita dell'olivicoltura veneta e soprattutto in controtendenza con quello che erano le condizioni nel nazionale, quindi l'Italia del centro-sud Italia dove ha prodotto di più nell'anno 2019, invece noi nell'anno 18 e 20 è stata l'esplosione di veramente di quantità e qualità di un olio così meraviglioso come il Veneto DOP. Riusciamo a dare qualche numero? Quanto olio si è prodotto, per esempio? Quest'anno è stato certificato 125,889 litri di olio certificato. Ecco, Quindi 125 oltre 125.000 litri di olio Veneto DOP. e tenete presente che ogni singola bottiglia va venduta non a litro ma a mezzi litri, quindi più di 250.000 bottiglie di olio che sono andate a toccare i consumatori di mezzo mondo. Sono più di 48 le aziende
agricole certificate che producono quest'olio su tutto il territorio veneto e i produttori sono più di 340 produttori. Naturalmente le etichette che andiamo ad apporre a questo bellissimo denominazione, che sono certificati, teniamo ben presente, da CSQA, quindi un ente terzo che certifica la qualità del prodotto che sta all'interno, sono più di 55 etichette che possono essere trovate sul mercato. E qual è il mercato di questo olio, di questo prezioso olio Veneto DOP? Allora, teniamo presente che la ristorazione è quella che fa veramente da padrone sul nostro territorio, perché il ristorante cerca di promuovere il prodotto del territorio, quindi quando il consumatore si siede al tavolo è un piacere poter portare l'olio della propria area geografica. Questo è un grande valore aggiunto del Veneto. Ma poi teniamo presente che, essendo una caratteristica molto delicata, molto tenue, equilibrata, è un olio che si abbina perfettamente con le cucine internazionali degli chef, quindi un olio molto disponibile all'abbinamento, e quindi teniamo il Giappone, l'America, il Nord Europa, persino i paesi della Russia sono paesi nei quali su un lavarello, su un branzino, su una tagliata a rucola grana, questi sono delle esplosioni di profumi e di aromi e anche facilmente abbinabili al piatto, e quindi è un grande aiuto per i grandi chef. Senta Presidente, torniamo un momentino sulle aree di produzione. Qual è la principale distinzione? Perché si contraddistinguono le diverse aree di produzione? Ripetiamo, Valpolicella, Berici, Euganei e Grappa. Noi abbiamo voluto, quando è stato ora proprio di stendere il disciplinare, io avevo i pantaloncini corti e mi hanno mandato in giro per i produttori a vedere le varietà che avevano nelle proprie aziende, ma c'è stata veramente una grande valore aggiunto, che è stato quello di dire: diamo un'unica denominazione, quindi il Veneto DOP, e poi distinguiamo le singole aree geografiche in Veneto Valpolicella, che riguarda più del 75% della produzione dell'intera denominazione d'origine, con le caratteristiche del Grignano e Favarol in purezza per almeno il 50%. Poi ci sono il Veneto Colli Euganei, che riguarda Padova, e Berici, che riguarda Altavilla Vicentina, Vicenza, eccetera, che ha dentro all'interno le varietà Leccino e Rasara per almeno il 50%, e poi c'è il Grappa che era la zona più marginale, ma non potevamo venirne a meno, e quindi l'abbiamo voluta coinvolgere, perché tutta la parte pedemontana del Grappa, quindi Asolo, Pove del Grappa, Marostica, fino ad arrivare a Treviso, Castelfranco e Veneto, ai confini nordici di Belluno, anche lì c'è Frantoio e Leccino per almeno il 50%, e sono zone altamente vocate anche queste, e quindi sfaccettature diverse ma all'interno di un'unica denominazione, che è il Veneto DOP. Senta Presidente, va tutto bene o ci sono anche delle sbavature, ci sono delle criticità in questo momento? Pensiamo per esempio alle difficoltà dovute, abbiamo parlato dell'importanza come sbocco i ristoranti, il Covid, la chiusura dei ristoranti, ci sono delle criticità o comunque il settore sta superando o comunque sta affrontando bene questa difficile situazione? Noi siamo un settore in completa crescita, abbiamo davanti un futuro bellissimo. Penso che se dovessimo fare il punto della situazione di quello che è stato gli ultimi 20 anni dall'introduzione della denominazione d'origine, penso che tutti gli olivicoltori sono felici di essere parte integrante di questo progetto. Tenete presente che abbiamo un futuro espandibile, perché il totale delle piante sul territorio veneto è di 1.600.000 piante, e solo il 10%, 12%, quindi 160.000 piante sono ricercate e iscritte nella denominazione. Quindi abbiamo la possibilità di espanderci veramente a macchia d'olio. E non solo, ma sono 490 gli ettari adibiti a prodotto certificato su tutto il territorio regionale, e quindi su circa 4.800
ettari del totale che troviamo all'interno del Veneto, quindi un 10-12% della superficie regionale, quindi abbiamo la possibilità di espanderci veramente in maniera importante, ma non solo, ma abbiamo la vera conoscenza che sarà un olio che andrà veramente ad abbracciare un grande valore aggiunto, che è quello di un olio quasi medicinale. Se ne vendono poche gocce, ma di altissima qualità. Questo è anche dovuto ai metodi di raccolta che sono impervi, perché siamo tutti in collina e quindi c'è una grande fatica dell'uomo per raccogliere l'oliva direttamente dalla pianta e non da terra, portate in frantoio nelle 24 ore, lavorate con una serie di tecnologie minuziose sotto battente di azoto e preservate in bottiglie scure al buio e al fresco per dare il meglio della fragranza e del sapore che solo quest'olio qua non ha uguali nel mondo. Ecco, direi, voglio dire, un'esclusività tutta veneta. Bene, Presidente, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, quindi un prodotto straordinario, grande fatica per produrlo, come lei diceva giustamente, in un territorio altrettanto meraviglioso però, dove si produce questo straordinario prodotto, ripetiamolo ancora, che è appunto l'olio extravergine di oliva DOP Veneto. Presidente Salvagno, grazie per essere stato oggi qui con noi, un arrivederci e un arrivederci a tutti al prossimo prodotto DOP AGP. È stato un grande piacere e viva l'olio Veneto DOP in tutto il mondo. Grazie ancora e buona giornata, grazie.